Mi dispero, piango per quelle persone là, perché uno 40 anni, l'altro 31, cioè, tieni i prigionieri e basta, come che si fa in tutto il mondo, ma ucciderli così. Gelsomina, mamma di Gianluca Salviato, ci racconta la sua disperazione dopo aver visto le immagini in televisione dell'uccisione dei 2 reporter americani da parte dei terroristi dell'ISIS. Il suo pensiero va subito al figlio, in ostaggio di altri gruppi terroristici in Libia dal 22 marzo. Mio figlio è malato, ho paura per quello, lo stress e tutto. Sono preoccupata, siamo tutti preoccupati. Non si vive così. 6 mesi di attesa, angoscia, silenzi. Di Gianluca si sono perse le tracce a Tobruk, in Libia, lungo la strada tra la sua abitazione ed il cantiere dove lavora. Tecnico per la ditta Ravanelli di Venzone, un'azienda friulana che opera nel settore delle costruzioni. Sulla sua auto, abbandonata, era stato trovato il kit per l'insulina, ma di lui, da quel giorno, non si è saputo più nulla. Non dormo più, ci dice la mamma, così non riesco a vivere. Non dormo, non si vive, non si riesce a fare niente, la mente è sempre occupata sul pensiero, sta bene, come sta, lo curano. I suoi occhi si riempiono di lacrime quando pensa a Gianluca, costretto, ci dice, a lasciare la sua famiglia per poter lavorare. La speranza di rivederlo non l'ha mai persa, ma poi prende spazio la paura. La domanda atroce: Gianluca è ancora vivo? Io spero di sì, e mancherebbe anche quella, perché poverino andare via per lavoro, perché qui è stato disoccupato 2 anni e nessuno l'ha aiutato a accettare anche un lavoro così. Mentre si rincorrono le notizie e le atrocità compiute da questi gruppi terroristici, sale l'angoscia per la sorte degli italiani in mano a questi assassini. La famiglia di Gianluca ha sentito anche ieri la Farnesina. Stiamo lavorando, dicono, facciamo tutto il possibile. Aspettiamo, dice la mamma, ma ogni minuto, ogni ora, ogni giorno è sempre più difficile e più angosciante.